1° giugno 2020 è il giorno della riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia. Tutto è pronto ad un primo ritorno alla normalità, ma anche questa volta è la vita a scombussolare i piani di un giorno che dopo mesi e mesi frenetici doveva essere tranquillo. Alle 4 di mattina una giovane donna, a termine della sua gravidanza, alle doglie. L'ambulanza parte dal pronto soccorso di Schiavonia per andare a prenderla, ma le contrazioni sono sempre più forti e regolari. Morale della favola: il parto avviene in ambulanza, egregiamente assistito dall'infermiere di turno a bordo di quell'ambulanza, che aveva fatto tesoro degli ammaestramenti che aveva ricevuto durante il periodo di lockdown. Quindi questo noi lo annoveriamo nelle colonne delle cose positive che la pandemia ci ha portato. Il pronto soccorso di Schiavonia è tornato al lavoro con un momento di gioia, facendo nascere un bimbo, con Andrea, un infermiere che aveva imparato questa attività proprio nei mesi di lockdown. È una delle tante storie belle che arrivano dagli ospedali dell'USL Sayogania, che ora in questa fase post-Covid si sta riorganizzando per l'erogazione di tutte quelle prestazioni che l'emergenza sanitaria dei mesi scorsi aveva bloccato. La domanda è cambiata, sono quasi raddoppiate le chiamate al call center, da 25.000 a settimana a 37.000. Frutto di questo periodo che ci ha insegnato ad utilizzare più la tecnologia. Potenziato di 12 operatori call center, ne abbiamo creato uno ad hoc che risponde a un numero telefonico 049 744 5983 da lunedì a sabato compresi, ma non è l'unica modalità di prenotare i prelievi, perché troverete nel nostro sito descritto anche altre 2 modalità che sono una prenotazione attraverso degli applicativi. In una giornata tipo in questo periodo l'USL 6 eroga circa 4.700 prestazioni. Bisogna smaltire il lavoro di mesi di chiusura. Sono infatti 3.500 gli interventi sospesi a causa del lockdown. Da quando la macchina sanitaria è ripartita si deve ricollocare inoltre circa 75.000 prestazioni, tra quelle già prenotate, quelle in attesa e quelle a cui dare risposta. Ad oggi quasi il 50% è già stato fatto.